Mamma mia, allora è vero! Allora è tutto vero! È tutto vero! Ma veramente? Veramente? Io mi sono collegato a volo giusto per vedere, ma... Cioè, veramente Lecce-Lazio 1-1? Fatemi capire, fatemi capire. Abbiamo già detto che il Lecce ci sta più simpatico. Ma per forza, perché è una squadra del sud, perché il Genoa secondo me non merita da anni di salvarsi. Però volevamo anche che la Lazio contendesse un pochino lo scudetto alla Juve, ma non lo meritano. Calcio di rigore! Ma perché l'arbitro si mantiene la bocca? Io voglio sapere cosa dice. Perché si deve nascondere? Non capisco. Questa è arrivata proprio la telefonata di Lotito, Perché se tu ti scivoli così, io lo so che la scivolata è... però è proprio... la alza, Per me, visti i nuovi regolamenti, questo deve essere rigore, perché batte, però poi dopo il gomito non se lo può tagliare, sono d'accordo. Spiace prendere un rigore così. Sono anche convinto che se lui scivolasse col braccio attaccato al corpo prenderebbe lo stesso, aumenterebbe comunque il volume. Non se lo può tagliare, siamo d'accordo su questo. Ma ne abbiamo visti talmente tanti. Guarda come spiace. Oh, bello coach Bayer, tutta questa manfrina perché comunque si deconcentrano i giocatori. E quindi, Amabel... Mamma mia, ha tirato un rigore di una schifezza senza precedenti. Che cazzo hai combinato? Tu sei lo stesso che ha tirato il calcio di punizione contro il Napoli da distanza siderale in doset. Mamma mia, che schifo. Non meritate di salvarvi, non meritate. L'hanno fatto veramente. Lui sai chi sembra? Mo ti dico, lo metto qua sotto. Qua. Incredibile, senza attaccanti e comunque sono più pericolosi della Lazio. Una roba incredibile. Ragazzi, comunque ho deciso, voglio Milinkovic al posto di Allan. Mi sembra evidente. Non è che voglio Milinkovic. Serve una mezzala con le caratteristiche di Milinkovic. Riempie l'aria, è un madonnone enorme di testa, c'ha il tiro, c'ha fisicità e c'ha anche tecnica lui però. Non è fallo di Milinkovic, io direi più al contrario. Strane decisioni arbitrali anche oggi. Da come spiazza, sta tutto dispiaciuto che si gira. Dai, il gol della Lazio, tra 3 minuti arriva il gol della Lazio. 4 minuti. Era questo che dicevo io. E tra 5 minuti, 4 minuti, era questo qua. All'86esimo esattamente. Incredibile. Parata mondiale, ma era... Mamma mia, un miracolo. Cioè, come può un portiere fare un errore di quel genere e poi un miracolo? Ah, gliel'ha dato il morso, l'ho sentito. Però non ti puoi buttare a terra quando prendi un morso. Però capisco perché devi attrarre l'attenzione dell'arbitro. Avevo capito che qualche cosa era successo, gli ha dato un morso. Un difensore sta ancora facendo vedere i segni della morsicatura. Ti è rimasto un poco di... Gli è rimasto... Sputo. Gli è rimasto un pochino di sangue di morsicatura. Ciao. Lo sa benissimo. Ha sputato sta pelle e peli che gli è rimasto. Guarda come spiace per questo morso. Immobile nella partita no. La famosa partita no di Immobile. Sta dispeziatissimo. Insomma, siamo l'unica nazione, nemmeno Burkina Faso, cioè praticamente dove c'è una sola squadra che vince da anni. Sì, papà, ho capito. È proprio così, babbo, perché alla fine, se tu ci pensi, chi ha conteso lo scudetto? Dopo il Milan, dopo la roba di Montari, poi ci ha provato la Roma, poi ci ha provato il Napoli, poi adesso ci ha provato, chi ci sta provando? Quest'anno ci ha provato l'Inter all'inizio, poi la Lazio, e sono morte tutte e due. Non c'è l'alternativa, come nella politica. Non abbiamo l'alternativa dall'altra parte e quindi continuano a vincere. Se n'è andato Mangos, quante volte lo vuoi fare questa cosa? Questo è un altro miracolo! Mamma mia! Questo era un Eurogol. Sono contento di aver visto questa partita, divertente, molto divertente. Dai Lecce, dai, l'usalento, l'umare, l'uviento. Non lo so dire, non so parlare salentino.
Allora ragazzi, prima di passare a Milan-Juventus, che insomma è Milan-Juventus sempre, facciamo un attimo un aggiornamento sul Fruito.net. Ho inserito la prima maglietta e questa qua mi rendo conto, guardate, secondo me è bellissima, è il cuore che batte per il Napoli ed è una maglietta che gira tutto intorno. Purtroppo hanno messo in commercio solamente le magliette molto expensive, però è bella perché vedi, gira tutto intorno, c'ha la Coppa Italia qua, c'ha la mia firma qua, è bellissima. Però mi rendo conto, cioè non voglio, perché io qua ci guadagno 10 centesimi, perché tra la produzione, poi ci sono tipo $7 di spedizione, ci sono un $6 di tasse, non ci guadagno praticamente niente. Quindi se volete aspettare che metto le magliette, quelle là un pochino più economiche e affordabili, però questa è perché stanno riprendendo la produzione. Nel frattempo, però è bella questa, è bella, devo dire la verità, mi piace, questa me la ordino per me sicuramente. Ma shout out to Lino Bailo, il mio amico Lino, che ha ricevuto la sua tazza. Lui ha preso la versione più lunga, perché il caffè è più lungo, oppure per altre cose ci può mettere una birra, una bella birra, ci sta tutta. Quindi grazie Lino per il supporto, grazie alla ragazza di Lino che l'ha ordinata lui, ho saputo poi dopo. Ma passiamo senza indugi alla partita del Milan, mentre suonano le note di Ennio Morricone. Ragazzi, mi è capitato ieri di vedere un Milan-Juventus, mi pare 2005-2006, finì 3-1. Quelle squadre, c'era Ancelotti sulla panchina del Milan, Capello sulla panchina della Juve, squadre incredibili, una partita di un'intensità pazzesca. Mi sono guardato tutti i 90 minuti, non gli highlight. Mi batteva il cuore. Dida, vabbè. Stam, terzino destro, che è Ancelotti, quindi confusionotti. Stam, terzino destro, Nesta, Maldini, centrale, Serginho. C'era a centrocampo Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà, Gilardino, Inzaghi davanti, poi entra Vieri, poi entra Cafù, una roba spettacolare. La Juventus comunque aveva Thuram, Cannavaro, Emerson, Zambrotta in una forma straordinaria, Ibrahimovic, Trezeguet, Del Piero in panchina, Vieira, Nedved, una roba... Giocatori di uno spessore. Non è più così il nostro calcio. Adesso, come diceva pure giustamente mio padre, c'è questo predominio totale. Nessuna squadra si avvicina alla Juve perché è pure una questione di economia. Dopo Calciopoli non si è capito più niente. Speriamo che magari... Dobbiamo sperare quasi che l'Inter si riprenda, che il Milan si riprenda, perché le piccole, il Napoli, la Roma, la Lazio, non sono in grado di competere con la Juve per una serie infinita di motivi economici e di potere politico alla fine, e diventa noioso. Siamo diventati un campionato noioso, la Serie A, Bovigia Juventus, vediamo chi arriva secondo, e così non è bello. Gli altri campionati sono più interessanti. Un bacio ad un musicista e un compositore straordinario, Rip, come tutti quanti su Facebook, tutti fan di Ennio Morricone, ma è legittimo perché è una di quelle eccellenze. Andiamo a vedere questa partita. Ragazzi, guardiamoci questo Bernardeschi. Io non so se le voci di mercato sono vere, se lo scambio con Milik è una cosa vera. So solo che gli juventini non lo vogliono e che alcuni napoletani sono esaltati all'idea. Ci darebbe fisicità sicuramente meglio di Politano, voglio dire. Forse nell'ambiente Napoli si potrebbe esaltare. Sa tagliati che Lucodino e Sfaccim. Ha preso il calcio in faccia da Ibrahimovic. Iscrivetevi al canale per la sportività, perché ho detto che il calcio l'ha preso. Madonnami! No! Ma aspetti un anno prima di fare. Glielo devi far fare prima. I passettini di Cagliacon non hai, perché sono passettoni i tuoi. Però non abbiamo visto il fallo su Ibra e non abbiamo visto poi dopo il presunto fallo di Kier. Le linee ce le fate vedere, perché con Insigne l'abbiamo visto. Qua ci dobbiamo fidare, no? Rabiot ha fatto il gol della vita, gli è riuscito, ragazzi! Gli è riuscito, non ci posso credere. La chiavica dell'acquisto, della campagna acquisti, è finalmente riuscito in una cosa degna dei soldi che prende. I piccoli segreti della Juventus sono le giocate singole dei giocatori strapagati. Diciamoci la verità, cioè sono 4-5 partite che le stanno vincendo con queste magie.
Mamma mia. Complimenti. Non l'ho visto nemmeno. Non l'ho visto nemmeno perché sto editando. Sto facendo l'editing. Che succede qua? Gomiti? Bonucci va proprio verso. Non ridere, Bonucci, non fare quella risatina ironica. Ma sì, perché ci vai tu di proposito, lo capisci o non lo capisci? Che se non ci fosse stato l'intervento di Rebic, lo prendevi tu direttamente col gomito. Sono queste le differenze. Ibra! Che sì! Ma che sì! Oh, l'amore mio, che sì! Che cosa sei in napoletano? Che sì! Tra l'altro che sì, io in un'intervista ho detto che non mi dispiacerebbe, preferisco Milinkovic-Savic, ma come omone, come caratteristiche, visto che Gattuso lo conosce, potrebbe anche essere un'alternativa interessante. Si è bloccato lo streaming, non fa niente, andiamo avanti così. Me l'ha già visto, ma poi me l'ha già perso, Leao. Non ho visto niente, però non stavo registrando. È un macello oggi con questo streaming. Che cosa succede? Aiuto! Amici bellini che non siete altro. Douglas Costa, ecco qua, è partita finita, 4-2 per la Juve, rovesciata di Ronaldo, gol da centrocampo di Douglas Costa, un po' di fazzolettino di sfaccimma per gradire. Maronna mia! No, Leao, che ti hai mangiato? Leao, come hai fatto a non tirare? Ragazzi, questo è il momento decisivo, perché la Juve li ha messi tutti dentro, i dribblatori, le cose. Il Milan, se la chiude adesso, abbiamo una speranza, ma la deve fare mo'. Altrimenti la Juve segna il 3-3 e il 4-3. Se invece fanno adesso un gol, magari... Mamma mia, allora è vero! Allora è tutto vero! Nostradamus, chiamatemi Nostradamus. No, ma era nell'aria perché era quel momento in cui le squadre sono più lunghe, sono saltati un po' gli schemi, allora o la tecnica o la furia, e in questo caso la furia. Questo è successo, oltre alla follia di Alexandro. Boom, così si punisce. Oh, fermi tutti, entra Muratore, che c'è ancora una possibilità allora. Quando entra Muratore, lo volete capire che Sarri non fece giocare Maggio all'ultima partita, ma pur di far fare minutaggio fake a questo Muratore, al 94esimo fa entrare a questo... E finisce, e a noi non ci sta bene perché il Milan ci mangia in testa e questo campionato, però diventa interessante almeno, capite? Quello che, perché al di là della fede e della cosa, almeno diventa interessante il campionatuccio per il quinto posto. Tra il noi, il Milan e la Roma, almeno, dobbiamo mantenere la tensione alta, non c'è niente da fare. Questi, sei tagliato il codino, quello è stato il tuo problema. Ma comunque, da New York, Valerio Fluido è tutto, mi sembra evidente, non è che ci facciamo un'analisi e sta roba qua. Era giusto un assaggino per poi, questo probabilmente voi che lo state vedendo adesso e probabilmente poco prima della partita del Napoli di oggi, perché non credo che state svegli di notte, almeno non tutti. Quindi voi che lo state vedendo adesso, vi iscrivete al canale e quando vi iscrivete al canale lasciate un like, controllate se vi ci sono cose che vi piacciono sul mio store. Un bacione, amici bellini che non siete altro.